Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione e all'ascolto, ultima edizione del nostro spazio informativo odierno. Andiamo subito con la cronaca per dire che i vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti nel pomeriggio per un tamponamento fra due autovetture lungo la SRPN 51 fra le caserme di Cordenons e i guadi sul Celdina di Murlins. In entrambi i mezzi erano presenti solo i conducenti. Per il guidatore della vettura, di una delle vetture che ha subito il tamponamento, è stato necessario l'uso dei divaricatori idraulici per liberarlo dalle lamiere e poi affidarlo alle cure dei sanitari, trasferito in ambulanza a Pordenone. Rilievi di legge da parte della polizia stradale. E adesso cambiamo argomento e andiamo a Trieste per un incontro che c'è stato oggi in regione per quanto riguarda l'opera della Croce Rossa Italiana. Governatore Fedriga, la donazione di Croce Rossa Italiana rappresenta un modello nella lotta al coronavirus. Sì, intanto è il modello di comunità del Friuli Venezia Giulia. Croce Rossa Italiana la rappresenta molto bene, mettersi a disposizione degli altri, oltretutto senza chiedere, ma semplicemente dicendo siamo qua per cercare di darci una mano insieme e andare avanti insieme come comunità. Mi auguro che questo senso di responsabilità possa perdurare e continuare in tutti i cittadini della regione proprio per superare queste ultime settimane dove i contagi sono ancora alti e quindi dobbiamo mettere in sicurezza il nostro territorio, il nostro sistema ospedaliero e quindi i cittadini di questa regione. Torniamo in studio, adesso ci trasferiamo a Gorizia per quanto riguarda l'appuntamento di Estoria. Sarà la follia al tema al centro della 17ª edizione di Estoria, il Festival internazionale della storia organizzato dall'Associazione Culturale E-Storia, in programma dal 27 settembre al 3 ottobre prossimi a Gorizia, nel Parco Basaglia, luogo simbolo in cui 60 anni fa Franco Basaglia faceva il suo primo ingresso nella struttura psichiatrica, da dove avviò la sua rivoluzione. Dopo le restrizioni causate dalla pandemia, spiegano gli organizzatori, Estoria torna proseguendo nella sua missione avvicinare ai grandi temi della storiografia un pubblico il più ampio e composito possibile, spaziando nel tempo, dall'Evo antico a quello moderno, su temi di grande rilevanza con un approccio multidisciplinare. Adesso parliamo di ambiente, anche qui novità nel prossimo servizio. Una serie di interventi di manutenzione speciale nei compendi monumentali di pregio architettonico e naturalistico. Li hanno completati in questi giorni i 50 operai del servizio gestione territorio montano, bonifica e irrigazione che da gennaio a oggi sono scesi a valle, in pianura e sulla costa, per sistemare le alberature ed estirpare piante infestanti dei grandi parchi. Le squadre forestali regionali sono abituate a lavorare in situazioni impervie e sono ben ferrate in fatto di competenze silvocolturali e botaniche. Nel parco storico di Miramare, ad esempio, si sono impegnate nell'area dello chalet svizzero davanti al lago dei Cigni, in particolare per il contenimento dell'alloro e il ripristino dell'equilibrio originale del versante. Qui siamo invece ai bastioni di Palmanova, dove occorre intervenire con autoscala e motosega. Anche gli altri 3 siti di maggior richiamo turistico regionale sono stati sistemati. Le mura del castello di Gradisca, con le immagini siamo su Porta San Giorgio, il colle e la fortezza di Osoppo e, in questa inquadratura, il parco di Villa Coronini Kronberg a Gorizia. Gli operai hanno concluso i lavori anche in altri compendi pregiati: Villa Moretti a Tarcento, il parco di Villa Varda a Bruniera, l'ex caserma Pasubio a Cervignano e il centro visite del lago del Cornino. Come è giusto che sia, perché di eccellenze sul nostro territorio ce ne sono davvero molte e quindi è anche giusto che
nelle attività dei nostri operai, che sono degli operai estremamente specializzati, si possa dare una risposta a varie esigenze territoriali, perché oggi spaziamo anche su siti che non erano consueti. Passare dalla montagna nei mesi caldi ai parchi regionali da gennaio a marzo. Gli operai regionali vengono impiegati in maniera snella mediante convenzioni tra gli enti proprietari e la regione sulla base di progetti condivisi da comuni e soprintendenza. È un servizio estremamente operativo che realizza in proprio opere anche importanti e le realizza, vorrei sottolinearlo, con una capacità, una conoscenza anche tecnica oltre che pratica che non è assolutamente comune, quindi è bene valorizzarne le professionalità e sfruttarla in tutte le occasioni in cui possono contribuire a questo bene collettivo. Andiamo a chiudere la pagina informativa per dire che lo sportello digitale per l'assegnazione della terza tranche di ristori si è chiuso ieri alle 20 con 8.386 domande pervenute per un controvalore economico di 14.674.300 euro. Il nostro obiettivo è quindi riuscire ad erogare i fondi alle imprese aventi diritto entro aprile. Lo ha annunciato l'assessore regionale alle attività produttive e turismo, Sergio Emilio Bini, evidenziando che il canale contributivo si era aperto lo scorso 18 marzo con l'obiettivo di ristorare i soggetti che hanno subito in contrazione delle attività economiche come conseguenza del perdurare della situazione pandemica nei settori del commercio, del turismo, delle filiere di eventi, del trasporto persone, delle agenzie viaggio, guide turistiche, pubblicità e altre attività sportive. Il contributo concepibile varia da 500 a 10.000 euro a seconda dell'attività, con una media di intensità di aiuto pari a 1.750 euro. Un segnale concreto soprattutto per le imprese che sono state maggiormente penalizzate dalle chiusure imposte dalla situazione pandemica, confermato l'assessore Bini. Con questa notizia chiudiamo qui la nostra pagina giornaliera informativa, chiaramente vi terremo aggiornati se ci saranno necessità dovute alla cronaca anche nel corso della notte con il nostro sito oppure attraverso i nostri social, altrimenti vi diamo appuntamento nella prima mattinata di domani per la prima finestra informativa. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto e buonanotte a tutti. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.